trovare una strada in un momento non facile di scollamento, soprattutto a livello nazionale. Ecco, qual è la sua strategia per far ritrovare al partito quest'unità? Ma il partito, non solo Forza Italia, il sistema dei partiti in generale deve trovare nuovo slancio e credibilità. Primo elemento, credo quello che rappresenta il primo e anche l'ultimo dei valori, è l'unità. Ritrovare unità, capire che la politica dell'orticello è una politica veramente di basso profilo, da piccolo cabotaggio, che non aiuta a risolvere i problemi delle comunità, della regione, del paese e che bisogna trovare una nuova armonia e una nuova coesione. Punta tutto sull'armonia all'interno del partito il neo coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, sfida non facile che lo impegnerà anche su un altro fronte, alla ricerca di maggiore coesione con gli alleati. Se andiamo anche semplicemente all'ultima competizione regionale ci rendiamo conto che il centrodestra non solo ha tenuto, ma le liste del centrodestra hanno superato quelle del centrosinistra in termini di voti, quindi il centrodestra rappresenta ancora una parte importante della regione e poi rappresenta il popolo dei moderati. Purtroppo la mancanza di una guida anche, la mancanza di chiarezza, la mancanza di regole ha portato a movimenti sul territorio che hanno visto singoli esponenti che hanno fatto un percorso in autonomia. Il riferimento è alla sfida delle amministrative di fine maggio. L'autonomia va riportata a sistema. Uno strumento utile per il futuro può essere quello delle primarie che il coordinatore lancia per le prossime amministrative del 2016 a Cagliari. Per quanto mi riguarda assolutamente sì, spero che ci sia convergenza da parte di tutta la coalizione e che comunque anche i singoli partiti, anche il mio, che comunque è un partito nazionale, che quindi deve rispondere anche a logiche e regole di carattere nazionale, possa comprendere che lo spirito giusto è esattamente questo. Quindi per quanto mi riguarda certamente sì alle primarie.